I grandi gruppi della distribuzione hanno annunciato che terranno aperto anche nelle festività, non solo nelle domeniche. Qualche punta probabilmente la dovremo fra virgolette subire in qualche azienda anche nel giorno di Pasqua, ma mediamente purtroppo vi saranno delle aperture Pasquetta 25 aprile e 1 maggio. Sindacati sul piede di guerra per la decisione di alcuni centri commerciali di tenere i negozi aperti a Pasqua e Pasquetta. Nel bellunese la situazione è in linea con quanto accade nel resto del Veneto e d'Italia, ad eccezione del gruppo della Coop, per il quale è stata firmata una trattativa che prevede la chiusura nei giorni festivi. Gli altri supermercati saranno tutti aperti la mattina del giorno di Pasquetta, mentre per il Billa il giorno di Pasqua sarà equiparato a una qualunque domenica di lavoro. Oggi l'iniziativa in campo maggiore è una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare fatta in concomitanza con la CEI e con la Confesercenti, su cui in tutti i comuni della provincia di Belluno si può passare a firmare per rivedere il decreto Salva Italia di Monti, che appunto liberalizzava le domeniche e gli orari commerciali. Contro le aperture nei giorni di festa la battaglia è aperta. Chi sostiene che comunque si tratta di fornitura di un servizio alla cittadinanza, il sindacato risponde così. I consumi purtroppo, vista la crisi, sono in forte calo e quindi si tratta sostanzialmente di spalmare qualche consumo anche in quella giornata lì, ma sicuramente non recupera fatturato per le aziende e distrugge purtroppo la vita dei dipendenti, la vita delle famiglie, fa perdere valori che sono importanti per la nostra società.